Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto e benvenuto alla terza edizione del Festival dei Graffiti Urbs Scritta, a cui l'Ateneo Veneto ha partecipato fin dalla prima edizione. Prima edizione che quando Alberto Tosofei l'ha proposta sembrava una scommessa, ma tutte le cose che fa Alberto e che fa anche Desi Marangon sono delle scommesse ma che hanno una vista lunga. E in effetti anche questa volta è stato così, siamo già alla terza edizione di un festival del tutto particolare e secondo me molto emozionante. Devo dire che da quando è partito il festival, io quando giro per Venezia guardo ovunque per cercare qualche iscrizione. Questa caccia al tesoro che hanno iniziato Alberto Tosofei e Desi Marangon ci ha un po' contagiato tutti. Evidentemente così io sono solo curiosa, mentre dietro alle loro cacce al tesoro c'è molta cultura, molta conoscenza, perché dietro ad ogni iscrizione c'è una storia di una persona, di una città, di un edificio che loro ci raccontano. E quindi i loro libri sono sempre libri molto colti, molto interessanti e anche molto appassionanti. E quello di oggi lo è in particolare perché parliamo di un luogo, come dire, storicamente legato a Venezia, qual è l'Arsenale, e molto amato dai veneziani, che credo, non so se dico una cosa corretta, abbia le iscrizioni forse più antiche della città. I graffiti, ecco. E quindi diciamo è particolarmente interessante. Graffiti che diciamo da magistrato, quale io ero una volta, dovrei considerare reato, ma che adesso sono ormai andati in prescrizione, diciamo, ecco, quindi non mi preoccupano più quelli di cui si occupano i nostri autori, ma in realtà, ecco, questa era una battuta, sono delle testimonianze e quello che mi piace dire sono delle testimonianze basse alcune volte, cioè testimonianze della gente comune, che forse non è passata alla storia come le persone importanti, ma ha fatto la storia delle città, come le storie piccole che hanno fatto la storia grande. Quindi grazie per come dire, fare una tappa di questo festival all'Ateneo e ci vedremo alla quarta edizione. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Prendo io sfrontatamente la parola, ma mi arrogo questo diritto da socio dell'Ateneo. Ringrazio moltissimo Antonella Magaraggia per essere qui, per queste bellissime parole, perché è amica del festival, è amica di Venezia, è amica della cultura e abbiamo bisogno tanto di questo circolo e giro di amicizie, ecco, e di mutuo sostegno. Due parole solo sul festival innanzitutto, perché la presentazione di questo volume si situa all'interno di Urbs Scripta. Urbs Scripta è appunto il Festival dei Graffiti di Venezia e con questo festival che si sostanzia di moltissime iniziative diverse, visite guidate, ma anche momenti accademici molto alti. Lo stesso Ateneo insomma, ne ha ospitati un paio negli anni passati, presentazioni di libri, ma anche visite notturne o serali, se preferite, alle prigioni di Palazzo Ducale, il Lazzaretto Nuovo, dove proprio questa mattina Francesca Malagnini ci ha accompagnato, e così andando, in una sequenza, come dire, di iniziative molto elevate o molto pop, come una vera caccia al tesoro che faremo domani, per esempio, con la quale intendiamo offrire a un pubblico il più vasto possibile il piacere di trovarsi davanti a queste testimonianze. I graffiti storici, quando non antichi, sono appunto uno scrigno di memoria e di memorie. Sono delle storie, come giustamente rilevava Antonella, che ci permettono di
raccontare in maniera parallela, se vogliamo, con uno sguardo un po' più obliquo e diverso, la grande storia. Sono appunto la voce di chi non ha avuto voce, eppure se l'è presa lo stesso. Ma entreremo fra un attimo, lo farà Daisy, immagino, più nel vivo di questo spirito, dello spirito che anima il festival e l'intero progetto che vi soggiace. È un festival che non sarebbe possibile, e quindi vi sorbite il pippone di 30 secondi, senza però istituzioni, fondazioni, associazioni che danno il loro sostegno al festival. Il festival gode fin dalla prima edizione del sostegno della città di Venezia attraverso la presidenza del Consiglio Comunale, ha il patrocinio della Regione del Veneto e ha alcuni altri sostenitori, ecco, che si sono affiancati in questa edizione, che sono Europa Nostra, The Home of a Human Safety Net, la Fondazione di Venezia e oltre a tutta un'altra serie di istituti e istituzioni, non ultimo l'Ateneo Veneto che ci sta ospitando stasera, che coralmente, devo dire, ci accompagnano in questo cammino, no, di proposta e di conoscenza. Senza questo meraviglioso insieme di persone e istituzioni il festival non sarebbe semplicemente possibile, anche perché il festival offre tutte le sue iniziative a titolo gratuito, sia quelle ovviamente a partecipazione libera, ma soprattutto quelle su prenotazione obbligatoria. Nessuno dà soldi per partecipare all'iniziativa del festival, né ne darà mai. Per contro, questa è una policy della quale io e Daisy Marangon nel dare vita al festival della quale ci siamo dotati, il festival per contro versa un equo contributo a chi lavora per il festival, cioè tutti i collaboratori del festival ricevono un contributo per ciò che fanno. Ecco. Il festival non ha, a parte noi due, non ha volontari, ecco, e anche questo ci sembrava importante. È tutto possibile perché appunto riusciamo a costruirlo grazie, ecco, a questa bellissima cintura di amicizia e di visione. Allora, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, ma faccio un passo indietro riguardo proprio le parole, quindi Urbs Scripta, il nome che abbiamo scelto per il nostro festival. Sono due parole latine, molto semplici per la verità, almeno per un pubblico italiano, le possiamo già capire. Urbs è la città, Scripta è la città scritta, perché le città e soprattutto Venezia sono sempre state scritte, completamente ricoperte di fogli, foglietti, scritture che potremmo definire a volte impropriamente effimere perché erano fatte per durare pochissimo, addirittura poche ore, ma che poi in realtà vedremo possono durare addirittura secoli, e lo vedremo anche proprio all'interno di questo libro, soprattutto per quanto riguarda per esempio i cartelli infamanti. Quindi ecco, noi abbiamo spostato lo sguardo da ciò che era ufficiale, dalle iscrizioni ufficiali che tuttora vediamo e che popolavano lo spazio pubblico della città di Venezia, a quelle un pochino più informali, a volte anche abusive, potremmo dire, sicuramente illegali in qualche modo, e quelle soprattutto popolari. È stato citato questo termine margine, scritture dai margini, scritture dal basso. Ecco, questa è l'impostazione che abbiamo scelto per i nostri lavori editoriali. Il primo, lo conoscete, I graffiti di Venezia, pubblicato nel 2022, aveva esattamente questo approccio, ce l'aveva anche a livello proprio tipografico, anche estetico se volete, per cui i margini di questo libro sono completamente pieni, ricoperti da graffiti che sono poi dei rendering grafici, perché il graffito è una scrittura dai margini, in senso metaforico, perché sono voci dai margini, e in senso anche proprio molto concreto, perché spesso sono tracciati ai margini, per esempio, degli affreschi. Quindi è una doppia metafora anche molto concreta, per la verità. E dunque questo progetto di Public History, perché noi abbiamo anche parlare di questo aspetto, che si chiama proprio Urbs Scripta, si basa su 3 elementi fondamentali, e quindi tutte le conferenze che facciamo, soprattutto le attività pubbliche, sempre gratuite, e il festival, senz'altro, sulla comunicazione digitale, quindi sulle piattaforme, soprattutto Instagram, Facebook, anche TikTok, che ci permettono di raggiungere anche un tipo di pubblico molto diverso, anche dal punto di vista proprio anagrafico e di interesse per i contenuti. E infine le pubblicazioni. Ora siamo alla nostra terza pubblicazione, per la verità, la seconda relativa solo a un contesto che ospita
ospita graffiti, per cui la prima i graffiti di Venezia, la seconda Venezia Urbs Scripta, anche qua riprendiamo questo termine, diciamo era più un trattato, era più il nostro manifesto, un libretto più teorico per quanto sia, e infine i graffiti dell'Arsenale. Dico un'ultima cosa, poi passiamo a discutere proprio di questo libro. Ecco, libri sull'Arsenale, lo sapete, ne sono stati scritti tantissimi, ma non c'era un libro sull'Arsenale che fosse interamente basato, che offrisse una narrazione interamente basata sulle scritte, sulle epigrafi, sulle iscrizioni, sui graffiti, su tutti questi fogli, foglietti, cartelli infamanti. Quindi ecco, abbiamo proprio offerto un tipo di narrazione diversa, soprattutto spostando l'attenzione sulle maestranze, sugli arsenalotti e sulle arsenalotte, cioè su chi esperiva questi spazi, ok, concretamente, quindi non solo sulle pietre, anche sulle pietre, ma soprattutto sulle persone. E a questo punto direi che possiamo cominciare la nostra discussione. Abbiamo al tavolo due carissimi amici, prima di tutto Enrico Valseriati, è uno storico, professore all'Università di Padova, e Francesca Salatin, che invece si occupa di architettura e preservazione, soprattutto. Sono due figure che hanno un fortissimo background accademico, ok? Quindi ci piaceva l'idea di avere anche il loro parere rigoroso sul nostro testo, che comunque è divulgativo, e soprattutto ci piaceva l'idea di scambiare due chiacchiere con loro, perché appunto, dicevo, oltre che accademici sono anche amici, o almeno lo spero, vediamo cosa direte adesso. Spero che lo rimangano. Speriamo, se saremo amici anche dopo la presentazione, vediamo. Io. Vengo da qua che così vi vedo meglio tutte e tutti. Anzitutto, grazie a questa istituzione stupenda che ci ospita. È un privilegio immenso essere qua per la quinta o sesta volta, credo, nell'istituto che lei presiede, e con tale intelligenza e con tale capacità, vedere la città di Venezia che in un bel sabato di maggio partecipa al festival Urbs Scripta e si chiude in realtà in uno spazio chiuso, benché pubblico, a sentire parlare di un libro. Ovviamente mi fa ricredere sulla narrazione che spesso abbiamo rispetto al nostro mestiere, cioè che alla gente non interessi la storia o non interessi il patrimonio culturale. Falso. La vostra presenza dimostra che non è così. Dimostra che attorno alla storia, al patrimonio storico, al patrimonio architettonico, al patrimonio persino effimero di questa città, e non solo di questa città, c'è interesse, c'è voglia di ascoltare, c'è voglia di imparare e soprattutto di partecipare. L'amica, lo confermo, siamo amici, con Alberto Tosofei e Desi Marangon. Desi diceva che questo Urbs Scripta e questo libro, Graffiti dell'Arsenale, ecco, sono progetti di public history. Magari per qualcuna e qualcuno di voi il concetto può non essere molto chiaro. Cos'è la public history? O storia pubblica in italiano, ma è complesso questo termine da tradurre in italiano perché riporta alla mente revisionismi storici, usi e abusi della storia. La public history è una metodologia, è un metodo di attingere alla nostra storia, al nostro patrimonio culturale. E se lo vogliamo sintetizzare in poche semplici parole, possiamo dire che è quella storia che è per il pubblico, quindi è per voi, che è con il pubblico, con, insieme, comunità, e poi rimane al pubblico. Questo patrimonio di cui parlano i libri di Tosofei e Marangon, la cultura che si produce in Ateneo Veneto, è vostra, è nostra. Dobbiamo ricordarcelo, scusate, sono un po' retorico, oggi più che mai, in un'epoca in cui le fondamenta di tutte le civiltà sono messe in discussione, dalla politica, dalla gente, dal turismo becero e ignorante. Scusate, è inevitabile non pensare a questo rientrando nella nostra città ogni volta. Guardiamoci attorno con gli occhi di Marangon e Tosofei e rendiamoci conto che non abbiamo solo davanti segni di vandalismo, che ci sono e andrebbero puniti per legge, come dice la Presidente. D'accordo, ma ci sono segni di cultura, palinsesti di cultura millenaria che fanno impressione visti dal prisma dell'Arsenale. Questo luogo incredibile, quasi irraccontabile verrebbe da dire, e che pure invece Marangon e Tosofei raccontano così deliziosamente bene nel loro delizioso libro, che merita anche i complimenti
dal punto di vista grafico ed editoriale, Linea d'Acqua, ricordiamolo, editore, fondamentale, perché questo è un bell'oggetto, un altro oggetto di cui prendersi cura nella propria casa, nella propria biblioteca. Tutti e tutte siamo possessori di biblioteche. È un oggetto bello da avere nella propria biblioteca. E di cosa parla questo libro? Parla non solo delle scritture più o meno effimere che scandiscono la storia di questo luogo di lavoro e di socialità pazzesco che è stato ed è l'Arsenale. È una storia vera e propria dell'Arsenale. Io lo consiglierei a chiunque voglia approcciarsi per una prima conoscenza sulla storia dell'Arsenale di Venezia. E partiamo ovviamente, scusate, ripercorro anche un po' l'indice del libro, dalla terminologia. L'Arsenale, le origini di questa parola che passa anche attraverso i versi di Dante, ovviamente molto noti rispetto a questo luogo della città. E poi ancora le scritture sui pilastri, di quando l'Arsenale è stato esso stesso un cantiere architettonico, e poi Francesca ci illustrerà ancora meglio di quanto so fare io alcuni di questi processi, sia edificatori che conservativi, che sono molto importanti. E ancora le tracce degli arsenalotti di chi lavorava all'interno dell'Arsenale, non solo nelle mura dell'Arsenale stesso, ma in tutta la città di Venezia, che ne è cosparsa. Arsenalotti, scusate, e arsenalotte. E questa è una pagina molto importante, un livello di lettura che Marangoni e Tosofei hanno reso magistralmente nel loro libro, la presenza del lavoro femminile, che di cui bisogna parlare, che va detto, che è un pezzo integrante della storia di questa città e di questo luogo particolare, non periferico ma centrale, il cuore dello Stato, il cuore della città, il luogo di produzione delle navi e dell'immagine di sé che Venezia ha trasmesso allora, tra Medioevo e età moderna, e poi ha lasciato ai posteri, cioè ai nostri giorni, alla nostra contemporaneità. L'immagine del suo mito, della sua grandezza, della sua capacità iconica addirittura di costruire navi in una sola notte. Anche questa è retorica, però è una retorica vincente nel racconto di sé, dell'immagine di sé di Venezia nel corso dei secoli. Ecco, noi povere donne che lavoriamo nel suo arsenale, le suppliche di queste donne all'interno delle mura o nei luoghi liminali delle mura che si rivolgevano a chi? A Sua Serenità, la Signoria, il Doge, per reclamare anche condizioni lavorative difficili. E ancora scritture che passano attraverso dei transfer culturali incredibili, come i celeberrimi leoni che d'altronde campeggiano anche sulla coperta di questo libro, su cui possiamo trovare, come forse molte di voi e molti di voi sanno, addirittura delle rune norrene, vichinghe, che risalgono a un medioevo improbabile, che passa dalla Grecia, quando l'impero bizantino si serve dei norreni, dei vichinghi, come mercenari o uomini anche di economia, mercanti, in un momento molto delicato della storia del Mediterraneo, e che in un altro transfer culturale, questa è una cosa interessantissima degli oggetti del passato, arrivando a Venezia assumono un nuovo significato. È la material agency, come si dice in inglese. È la materialità che diventa agente essa stessa di significati. Nessun oggetto del passato c'è giunto puro. Questo è un tema centrale di Graffiti di Venezia, un libro del 2022, ma anche di Graffiti dell'Arsenale 2025. Niente del passato ci arriva nella sua forma pura. È un'idea romantica che ci dobbiamo scrollare di dosso. La bellezza della storia è la sua sovrapposizione, è il suo continuo mutamento. E questo ovviamente si può leggere molto bene attraverso le scritture più o meno effimere, graffite o su fogli di carta o ancora su altri materiali di cui ci parlerà anche Francesca. Interessantissimi, me li mostrerà prima, vedrete, è stupefacente. Questo è il bello della storia e il bello della storia di Venezia, che nessun oggetto è arrivato uguale come era, si è spostato, ha cambiato significati, ne assume di nuove per noi oggi. Siamo noi a dare significato al patrimonio storico e in questo caso sono Marangoni e Tosofei che lo fanno così bene. E poi ancora, questo forse ancora più stupefacente, non tanto le scritture di un passato glorioso, mitologico, qual è quello di Venezia, ma le scritture dell'altro ieri, del lavoro dell'Ottocento e del Novecento, che è una pagina, badate bene, molto più trascurata della storia dell'Arsenale. Non è da tanto tempo che non si lavora più in maniera manifatturiera, protoindustriale, poi industriale, tra le mura dell'Arsenale. Parliamo di pochi decenni, che hanno ovviamente portato gli autori, l'autore e l'autrice del libro, anche a ragionare sull'oggi e il domani di questi luoghi. Un oggi e un domani che noi associamo molto facilmente
forse in maniera semplicistica a volte alla Biennale, a eventi museali, culturali importantissimi, fondamentali, ma che ci tolgono un pezzo di narrazione importante, che lì dentro ci sono state decine di migliaia di donne e di uomini che hanno lavorato, sofferto, che si sono nascoste e nascosti. Di lì sono passati banditi, briganti, criminali, streghe. Di questo parla anche questo libro, interessantissimo, che si interroga nel suo finale, che è anche un po' il mio, e che apre anche a una domanda che rivolgo a Desi e a Alberto e a Francesco ovviamente, ma anche a tutte e tutti voi, e cioè, ma questa città e il suo arsenale, che futuro devono progettare? Non che presente devono vivere. È una domanda che ossessiona ogni veneziana e ogni veneziano e chi la frequenta da molto tempo. Ma questo libro ci interroga in maniera molto intelligente su questo punto. Ma davvero Venezia deve rincorrere modelli, chiamiamoli di sviluppo, una parola che non mi piace, o di progresso, mi piace ancora meno, che non hanno a che fare con l'antropologia di questo luogo? Oppure attraverso la storia delle scritture dell'Arsenale e delle storie anche personali, curiose, narrative, molto belle, di cui hanno scritto Alberto e Daisy, noi possiamo leggere un altro modello. Un modello che è sempre stato in realtà all'avanguardia. Venezia è stata una città all'avanguardia da quando è nata, nella sua epoca mitologica, da Oderzo che si trasferiva verso la laguna in poi, e darci un esempio per un domani migliore, anche dal punto di vista, come diceva prima la Presidente, culturale, leggere in un altro modo le mura, i muri della città. Io credo di sì, ma stimolo ovviamente come dire, le mie colleghe e i miei colleghi a rispondere su questa sollecitazione. Se lavorare attraverso le scritture, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, non le scritture, che ne so, l'iconografia popolare dal basso, le santelle, che ne so, i capitelli, i luoghi della devozione popolare, un'altra faccia di questa storia, di un vivere gli spazi pubblici che è cambiato molto rispetto ai giorni nostri, non sia un modo per ragionare in realtà su un progetto che riguarda il futuro. Un futuro che passa, permettetemelo in conclusione, dalla lettura di un libro delizioso che vi consiglio di acquistare, potete farlo oggi. Grazie. Allora, devo fare subito una precisazione. Quando ho detto che il festival paga tutti i contributori, mi riferivo a chi lavora per il festival, ma Enrico è qui a titolo gratuito, cioè tutte le parole che lui, che lui ha voluto usare verso di noi, se ne assume lui la responsabilità. Ecco. Grazie, no, grazie davvero, veramente, perché insomma, al di là dell'amicizia, insomma, conosco il tuo spirito critico e la tua capacità di analisi e quindi sono doppiamente contento delle tue parole. Prima di procedere, allora il libro è questo, lo avete visto sul banco, però insomma, e fa collana, come si suol dire, nel senso che ha lo stesso formato e anche la stessa consistenza, no, dei graffiti di Venezia, del primo volume. E questo grazie a Linea d'Acqua, che è casa editrice veneziana, venezianissima, che molto si occupa di Venezia e che soprattutto ama farlo con... Aspetta Sara, che se no qua... ama farlo con un altissimo senso estetico e qualitativo. Ecco, quindi la scelta della carta, delle immagini. Io ho preso in giro Sara Fiorese che sta facendo le foto, ma in realtà questa è solo una delle sue molteplici vesti. Sara è la persona che ha dato vita a questo libro creando tutti i rilievi che voi vedete. È un lavoro difficilissimo, nel senso che se voi sfogliate il libro, poi magari facciamo un gioco, cerchiamo una pagina, vediamo tutti un rilievo e poi vi faccio vedere come appare sul muro, come viene, no? Perché sembra tutto molto pulito, lo è a tutti gli effetti, no? Ma i graffiti non sono mai puliti, ecco, è un'altra delle loro peculiarità. E assieme a Sara Fiorese ha lavorato tantissimo a questo volume Giulia Grosselle, sotto la supervisione di Giulia Gasparato. La casa editrice dipende essenzialmente da Luca Zentilini e Federico Acerboni, che è qui e che ringrazio, e diciamo che è bello, ecco, poter lavorare con persone con le quali sei subito in sintonia, perché quest'idea di Venezia, quest'idea di
produzione, scusate una brutta parola, ma serve anche per illustrare ciò che avviene anche nel momento in cui si costruisce un libro, con una grande attenzione ai contenuti e all'offerta di questi contenuti con una veste grafica che sia di prim'ordine. Ecco. Mi riaggancio alle parole di Enrico, poi interverremo insomma, rispetto alla... Ora vai avanti, fallo, facciamo così. Volevo aggiungere un dettaglio per quanto riguarda la copertina materica di questo libro, che a me piace molto e mi piace sempre ricordarlo. Se voi lo toccate, è sabbiosa al tatto, perché ricorda la sensazione che avreste toccando il muro. Quindi c'è una cura anche stilistica, anche proprio materica, che è molto interessante in realtà. E di nuovo anche l'idea di mettere i graffiti ai margini, anche questa chiaramente è una scelta oculatissima che è stata fatta e che rende bene la natura del libro stesso. Ecco, quindi sono aspetti che a noi premono altrettanto quanto i contenuti, senz'altro. Un dettaglio anche importante sulla collaborazione con la casa editrice. Ora è vero che siamo in sintonia, però è anche vero che è stata una battaglia produrre questi libri, soprattutto il primo, perché un libro sui graffiti non esisteva, un libro interamente dedicato ai graffiti con questa ricchezza grafica, iconografica non esisteva. Abbiamo dovuto inventarcelo questo modello ed è stato un processo lungo, molto faticoso, ci siamo confrontati a lungo, però sicuramente alla fine abbiamo ottenuto un risultato che credo, insomma, ritengo sia soddisfacente. Sì, ok, perfetto. No, due parole sulla genesi, nel senso che dopo, subito, come nasce questo libro? Nasce sulla scia dei graffiti di Venezia, e nasce perché Desi, per ventura della vita, entra all'Arsenale per un periodo di collaborazione con la Biennale, e si imbatte in questi segni, che ovviamente è abituatissima a vedere, ma questi sono totalmente inediti. Peraltro sono anche qua e là sono veramente ben nascosti, devo dire, cioè vanno proprio cercati. L'Arsenale oggi è 38 ettari, quello moderno, perché hanno fatto delle darsene proprio nel Novecento, no, 48 ettari, scusatemi, era 36 ettari prima del Novecento. Tanti campi da calcio Takai, insomma, ecco, e soprattutto poi è diviso amministrativamente in 4 parrocchie, quindi la Marina Militare, la Biennale, Vela, quindi il comune che ha tutta la parte nord, e c'è una parte, come dire, tecnico-produttiva, che in realtà è il primo insediamento, a parte la Marina, storicamente sempre a nord, che è quella di Tetis, no? E quindi è stato un lavoro lungo, anche come dire, il rendere permeabili tutte queste realtà e lo spiegare il senso della nostra ricerca, andare per diverse giornate chiaramente, no, a raccogliere materiali, è sempre entusiasmante, nel senso che poi questo libro è sicuramente appassionato, ecco, perché nasce da una passione profonda che condivido con Desi, e per cui è sempre la parte di ricerca, per quanto faticosa, è sempre, no, una grande festa quando poi si trova un segno nuovo. Io ti lascerei la parola perché sennò poi ci accavallo. Sì, è un libro che è stato molto difficile scrivere perché c'era un problema proprio topografico a livello di spazio, cioè padroneggiare tutti gli spazi dell'Arsenale che oggi sono suddivisi in varie realtà, come ha accennato Alberto. Comunque non è stato facile, semplicemente anche capire fisicamente dove si trovavano, qual era l'estensione, riuscire ad accedere a questi spazi, guardare i muri. Ora, alcuni di questi spazi, soprattutto le corderie dell'Arsenale, per esempio, soprattutto i soppalchi, sono dei magazzini oggi, quindi abbiamo dovuto chiedere dei permessi per poter accedere. Lo vedremo tra pochi istanti, i graffiti che sono conservati qui non sono in condizioni del tutto ottimali perché l'illuminazione è scarsa, a volte sono un po' rovinati, non è facile leggerli e soprattutto si tratta di graffiti per lo più figurativi, cioè sono immagini, sono disegni. Ora, nel momento in cui noi abbiamo a che fare con graffiti che riportano date, lettere, uno può fare un ragionamento anche di tipo paleografico, cioè può guardare la forma delle lettere, può indovinare in che periodo storico sono state realizzate.
Se sono cronache si capisce di cosa si sta parlando, se sono date ho un'indicazione precisa. In questo caso questi dettagli praticamente non c'erano, se non in pochissimi aspetti, in pochissimi casi. Erano soprattutto disegni, elementi figurativi. E lì come si fa? Cioè si tira a indovinare? Come si procede? Proprio dal punto di vista metodologico è stata una sfida, perché la sfida era avere ben presente qual era la cultura visuale di queste persone che si aggiravano all'interno dell'Arsenale tra 5 e 600. Ora, questo esperimento già l'abbiamo fatto con i graffiti di Venezia, con il primo volume, per cui per interpretare quei graffiti, per capire il senso profondo di questi graffiti, è importante avere ben presente qual era la percezione di queste persone, degli spazi e di ciò che vedevano, perché sostanzialmente loro graffiano, incidono sul muro, tracciano questi segni sul muro, riproducendo ciò che vedono attorno a sé. E questa cosa non è sempre ovvia per noi oggi, perché abbiamo perso quel tipo di cultura visuale. Nel caso dell'Arsenale parliamo di una cultura visuale ancora più ristretta, che fa capo alle maestranze, agli arsenalotti, alle arsenalotte. Ora parliamo di questa piccola comunità all'interno di Venezia, poi neanche tanto piccola, lo vedremo, che sostanzialmente queste persone vivono tutte insieme, vivono attorno all'Arsenale, sono delle case anche che lo Stato stesso mette a disposizione, quindi vivono tutti quanti nello stesso quartiere, diciamo così, lavorano nello stesso posto, si sposano tra loro, perché a un certo punto nel Cinquecento abbiamo delle percentuali altissime di endogamia, per cui per esempio sposano la persona che sta dall'altra parte della cale, dall'altra parte del campo, sono sempre fra loro sostanzialmente, parlano un linguaggio arsenalesco, hanno tutto un linguaggio che fa capo proprio a questa piccola comunità e hanno anche un modo di vestire che è molto riconoscibile, per cui sono una comunità assolutamente coesa in tutto e per tutto. E dunque, qual è la cultura visuale che riescono a produrre? Cioè è qualcosa che è ristretto, che fa parte di un enclave, o forse è qualcosa che invece era familiare anche agli altri porti del Mediterraneo lungo le rotte della Serenissima? Beh, forse sì, perché l'Arsenale, come diceva anche Enrico prima, non è un luogo marginale, noi lo percepiamo come luogo marginale perché oggi c'è Piazzale Roma, c'è la ferrovia, c'è il ponte, ma quel ponte lì non c'è da tanto, fino a 200-300 anni fa in realtà si entrava a Venezia via mare, si entrava da Castello, era Castello che era connessa al mondo. C'è un passaggio che a me è molto piaciuto anche di questo capitolo sugli arsenalotti in cui si dice per loro forse era più facile imbarcarsi in qualche galea verso il Levante che non andare nell'entroterra proprio veneta, diciamo, perché sono persone profondamente connesse col mare che vivono più a bordo delle galee che sulla terra, letteralmente. E magari poi approfondiremo anche il tema dell'acqua proprio in relazione a Venezia, la dimensione acquea di questa città che a mio avviso è fondamentale per capire la storia stessa di Venezia. Se si nega quella dimensione acquea, si nega anche la storia della città e si perde qualcosa, non si riesce a capire del tutto i fenomeni che l'hanno caratterizzata storicamente, ma anche oggi. Aggiungo mezza parola rispetto appunto a ciò che abbiamo visto e raccolto. Noi certo abbiamo indubbiamente maturato delle competenze, DESI certamente, nel senso che è proprio tutta la titolarità. Io perché comunque mi muovo a Venezia da prima che fossi in fasce, però qua e là abbiamo bisogno anche di persone che ci aiutino. Per esempio per le navi noi ci rivolgiamo e andiamo a botta sicura a Mauro Bondioli che le studia da una vita e difatti gli abbiamo fatto vedere delle foto e lui ci dice subito sì questa guarda qua c'è il dragante, no, è la parola che sentivo per la prima volta in vita mia, no? Ecco. E quindi diciamo ci affidiamo, lo abbiamo già fatto per l'altro libro, no? Per cui se abbiamo bisogno delle regate ci sono i fratelli Crovato, se abbiamo bisogno e per esempio per i vestiti noi a volte troviamo delle figure che hanno degli abiti. Noi certo siamo quasi certi del contesto, della datazione, però cosa facciamo? Diamo queste foto a Raffaele Dessì che è uno storico del costume, senza dirgli niente. Non è che gli diciamo guarda l'ho trovata là in un palinsesto che potrebbe essere 5-6 e io ne ho da indrio sì questa è una casacca del Ciessento, fatto, no? Cioè c'è un confronto, poi chiaramente no? c'è la parte successiva di studio, di verifica, però c'è anche
questa maniera, insomma, di collaborare con gli altri che a noi piace tanto. Un libro non nasce mai, no? Così, perché una persona o due persone si mettono in testa di scriverlo e chinano il capo, no? E battono sui tasti. È sempre qualcosa di partecipativo. È un libro che è profondamente carico di memorie, perché i graffiti sono memorie, e questo apre tutto, e il festival si occupa anche di questo, apre un capitolo enorme sul senso della preservazione di queste memorie, no? Le memorie in qualche modo producono identità, è evidente, no? Perché se noi costruiamo una narrazione attorno a queste memorie, è una narrazione che ci riguarda da vicino, allora vanno a rafforzare, no? Un'identità che ci arriva dal passato. Però questa identità e quindi queste memorie, cosa facciamo quando ce le troviamo davanti? Francesca Salatin si occupa esattamente di questi temi nel suo lavoro di preservatrice e io glielo chiedo. Grazie molto. Questo è un libro che semina. È un libro che ha la capacità di cogliere e accogliere questi segni marginali e questo lo fa con un'eleganza estrema, con una capacità estrema di raccontare una materia complessa, articolata, che si annoda, polifonica, perché noi leggendo questo libro smagliamo quell'idea dell'Arsenale come luogo chiuso, iniziamo a sentire delle voci provenienti da un bacino del Mediterraneo, dalla Francia. È un libro che parla più lingue, che parla di luoghi diversi, e lo fa per esempio con la capacità di raccontare una storia con estrema semplicità. Leggetelo. Quando Alberto mi ha detto lo leggerai facilmente, sono 100 pagine, non mentiva. È un libro che ha la capacità di raccontare una storia con una capacità divulgativa altissima. E poi ha delle raffinatezze, questi marginalia postillati che ricordano molti manoscritti, libri frequentati dagli umanisti nel Rinascimento. È un elemento che l'ho apprezzato molto. Ma ritorno, è un libro che semina anche in termini di conservazione, di restauro, di attenzione per i dati della memoria, di patrimonio. Io mi occupo di quello. E quindi ho cercato, leggendolo, di farmi sollecitare alcune tematiche che mi piacerebbe discutere un po' qui con voi. Parto dalla chiusura del primo festival. Chiudevo con questa slide. Poco prima dell'inizio della presentazione del libro sui graffiti, inserimmo questa foto, lo vedete, c'è la filigrana del cellulare perché fu fatta velocissimamente, perché questo graffito andava perduto. Andava perduto e si poneva in contrasto questa immagine di un graffito appena perso, proprio in quei giorni, con l'auspicio che invece veniva portato avanti su questo libro, L'Italia sui muri, di avere addirittura una soprintendenza dei muri attenta a queste testimonianze minute, a queste testimonianze fragili. Bene, riparto da un graffito ritrovato. Ovviamente un libro sull'Arsenale stimola visioni multiple, ma sicuramente l'idea della nave è tra le prime. E partiamo da un articolo di giornale. Siamo nel 1996, 20 marzo, e sono da poco, relativamente poco, 1 anno e mezzo, sono finiti i restauri sulla facciata della Basilica di San Marco. A condurre i restauri c'è la soprintendenza e ovviamente l'attenzione viene posta anche dall'ente preposto alla conservazione della Basilica, che è la Procuratoria. La nuova titola, con una certa forza, Colonne di San Marco, scompare l'antica nave. Il graffito della fine del 300 impreziosiva il secondo portale amato anche da Prat, è sparito nel corso di lavori di ripulitura. Con toni non certo gentili si punta il dito contro una soprintendenza rea di aver attuato un maquillage, si dice espressamente, e di aver portato avanti la radicale operazione di pulitura. Cioè si sta accusando la soprintendenza e il direttore lavori dell'epoca di aver
sostanzialmente portato via la pelle delle colonne, abraso la pelle delle colonne, eliminando quindi anche il graffito. La cosa per me è stata sorprendente. Innanzitutto un'attenzione precoce e forse unica, Desi correggimi, io non ho molte testimonianze in questo senso, per un graffito. Di fronte poi a un intervento che ha fatto scuola in termini di restauro, perché da quel restauro stiamo parlando del portale di San Pietro e nello specifico, che è quindi il secondo a sinistra, e della terza colonna a destra. Attualmente ci sono delle impalcature, quindi non lo potete verificare quello che vi racconterò. Però ripeto, fu un intervento che fece storia perché riemerse la policromia, quindi un dato anche qui marginale, molto fragile, che stava andando perdendosi. La questione si sposta nel giro di pochi giorni dalla cronaca locale alla cronaca nazionale. Io non sono riuscita a recuperare l'articolo e me ne scuso, ma sull'Indipendente si legge che semplice lavoro di ripulitura dalle tante scritte che i soliti turisti lasciano come sgradito souvenir, e avrebbe cancellato un graffito del 300. Perché tanto attaccamento? Perché tanto interesse? Perché quel graffito è contenuto, è raccontato, è mostrato all'interno di una pubblicazione di Ugo Pratt e di Corto Maltese. Lo vedete qui ho aperto il libro, si tratta di Favola di Venezia e ho ingrandito il graffito, scusate questi continui movimenti. Vedete, c'è questa nave, è una cocca se non sbaglio, una nave mercantile, chiedo conferma perché non sono un'esperta, e sotto leggete che ci sono altre testimonianze, si legge Andreina 1987, però vedete che la cocca è segnata, è più scura, probabilmente perché con l'andar degli anni vi si era depositato più, chiamiamolo sporco, si chiama deposito superficiale tecnicamente, ma lo possiamo chiamare anche sporco. La vicenda noi la conosciamo così e viene raccontata così, nonostante ci sia una replica del direttore lavori che viene sapientemente tagliuzzata nell'essere riportata. E l'immagine, l'idea che avevamo è che questo graffito fosse completamente perso. Così non è. Questa è una foto fatta col beneficio dei ponteggi di poche settimane fa. Vedete, quella è la colonna, quello è il graffito e questo invece è uno zoom. Non solo il graffito c'è ancora, quindi vuol dire che a livello conservativo quell'intervento era perfetto, perfettamente condotto, non ha portato via la superficie di quell'elemento, ma addirittura qualcuno, forse un estimatore di Ugo Pratt, lo ha ripassato con la matita per renderlo ancora più leggibile. Secondo me, poi, l'attenzione che loro stanno portando induce qualcuno a rafforzare, no? queste testimonianze. Ed è positivissimo, perché se non l'avessero ripassato, con ogni probabilità non ce ne saremmo accorti. Vi faccio vedere qui i segni della matita, ma vi faccio vedere che quell'intervento di conservazione era ben condotto, tanto che anche Andreina 1987 si legge ancora, molto più debolmente perché non è stato passato con la graffite. Ecco, questo è uno degli elementi che sicuramente mi ha sollecitato questo libro. L'attenzione che loro pongono a queste testimonianze di margine, a queste testimonianze, a queste voci plurali, è estremamente importante anche in termini di cantiere, non solo perché in questo libro si parla di persone che lavorano in un cantiere, ma anche perché si parla della costruzione di un cantiere. Ecco, le testimonianze dei cantieri spesso procedono per strade che sono quelle dei contratti, dei notai, delle cause. E molto più difficile è avere la testimonianza di chi è attivo. Questa immagine è un qualcosa che voi oggi non vedete, ma che è stata pubblicata parecchi anni fa, un po' di anni fa. Siamo sul retro di una struttura che originariamente era pensata come temporanea, cioè una struttura che veniva montata in occasione di specifici avvenimenti, una struttura per le feste. Mi riferisco alla cantoria di San Rocco. Ora voi la conoscete come fissa dopo un restauro. Bene, il retro
essendo un qualcosa che si monta e che si smonta, ha delle scritte che possono essere state fatte solo in occasione del rimontaggio. Quindi è straordinaria perché ci data proprio dei cantieri brevissimi, che sono quelli di montaggio, ma per noi è significativo perché ci racconta degli spettacoli e di una storia che è puntuale, che non è continua. Eccola qui la cantoria. Questa attenzione di cui parlava la Presidentessa e di cui noi tutti oggi siamo testimoni, perché siamo qui a parlare di questi segni, è fondamentale in termini di conservazione, non solo dal mio punto di vista, di chi la deve poi mettere in campo, ma proprio di tutti noi che ne dobbiamo diventare artefici. L'attenzione, lo sguardo, la capacità di vedere qualcosa che di solito passa inosservato, come questi, che sono dei marchi di Lapicide, in questo caso siamo su Palazzo Ducale, ovviamente è fondamentale perché cambia il nostro atteggiamento non solo di artefici ma anche di committenti, di consulenti, di enti preposti a tutelare questi segni. Ve ne faccio vedere altri, questi sono sempre dei marchi sulle pietre, in questo caso di ambito francese. E poi qui ve li faccio vedere su un altro supporto più fragile, il legno. Tantissimi di questi che servivano a dire chi aveva lavorato o tagliato, insomma, erano più che altro segni di contabilità, perché ci dicevano a chi dare i soldi, in qualche modo, sono stati portati via da restauri non opportuni, perché quell'idea di sabbiare le travi è stata portata largamente avanti, viene portata largamente avanti, e segni del genere, se riconosciuti, vengono abrasi, se non riconosciuti, figuriamoci, vengono presi per altro e nemmeno tutelati. Quindi andate avanti con quello che state facendo. Ve ne faccio vedere altri, perché ovviamente poi ci prende la mano. Questa è una scultura, ho fatto un paio di foto a San Rocco e quindi la troverete più volte. Questa è una scultura di Francesco Pianta, la trovate nella sala al secondo piano, è sotto gli occhi di tutti, e è la scultura della differenza tra il bene e il male. Questa figura, molto difficile da raccontare, ha con sé un martello, e su quel martello, vedete, non so se il puntatore funzioni, eccolo qui, troviamo un segno. Questo segno non solo è attento a una realtà costruttiva, a una realtà di cantiere, e infatti ve ne ripropongo un altro, questo è preso da Wikipedia, quindi non chiedetemi di più, in cui vediamo la realtà, la concretezza, ci racconta di un cantiere vivo. Ecco, la capacità di guardare queste cose nasce proprio da una volontà di attenzione, da un saper accogliere. Io sono andata con un occhio diverso nel cercare questi segni, e ovviamente quando un occhio si allena riesce ad apprezzare cose di questo tipo. Questi non sono graffiti, questo è un tassello di pietra sapientemente condotto. Qui c'è la volontà di preservare una memoria e quindi si arriva a realizzare delle finezze architettoniche di questo tipo. Vedete com'è sagomata la pietra per poter incastrarsi con le pietre che restano. Ho esplorato materiali vari. Questo l'avete inserito anche voi, ovviamente. Questo per esempio che vedete qui sopra è un piombo. Trovare una data su un piombo è un qualcosa di straordinario, per cui per noi è interessantissimo riuscire a datare un intervento, ci raccontano tantissimo. Sempre metalli, questa è la base di un crocifisso, sempre Scuola Grande di San Rocco, e queste sono delle punzonature che adesso si vedono molto male, però vi chiedo di fidarvi. In alcune ci sono due lettere, una Z e una C, e in mezzo c'è una torre, probabilmente l'artefice. Dall'altra parte invece c'è un leone di San Marco che avvalora quel tipo di elemento. Il numero, che invece vedete è un 13 mi pare, è il numero del pezzo, quindi ci racconta una storia di montaggio, così come faceva questo elemento che sta invece a Santo Stefano, cioè ci si dà l'ordine, una sorta di puzzle, se me lo consentite, un libretto di istruzioni inciso. Sono testimonianze preziosissime che ci mettono niente a sparire. Qui invece abbiamo per esempio una data su una chiave.
C'è scritto 1743 e testimonia il rifacimento di alcune porte e di conseguenza di alcune chiavi sempre nella Scuola Grande di San Rocco. Ovviamente un tipo di osservazione del genere deve essere supportato, così come hanno fatto loro, da un intenso lavoro di archivio, che confermi, che verifichi, che esplori le ragioni di questi segni. Sono segni che parlano, ma parlano a chi poi sa ascoltare ed esplorare. Anche qui vi faccio vedere la porta. E poi il loro libro parla di una città specializzata. Io ho trovato straordinario quel lavoro che voi avete fatto sui numeri civici. Potrete apprezzarlo, Daisy l'ha accennato, cioè ci parla di una città organizzata, di una città che anticipa delle attenzioni urbanistiche che si svilupperanno solo molto dopo, e della nostra città specializzata noi abbiamo varie testimonianze. Queste sono delle porte sagomate per far uscire le botti. Le abbiamo sotto gli occhi tutti e quindi molto probabilmente, essendo in Calle dell'Arco, che proprio ci ricorda, no, questo dettaglio, parlando di Venezia non ci sono dubbi sul fatto che consegneremo questa memoria. Non vorrei aver avuto un auspicio di troppo, però ve ne faccio vedere un altro. Ecco, qui è un po' più difficile capire che questa porta era lo stesso, cioè una porta sagomata per far passare le botti. Qui è molto più facile che qualcuno intervenga chiudendo, rifacendo le spallette della porta, eppure siamo nelle cantine di una villa di Palladio. Concludo proprio parlando della capacità di cogliere e accogliere. Loro hanno raccolto segni politici di ordine diverso e mi ha fatto molto sorridere perché hanno raccolto ben 3, se non erro, vota Garibaldi nella città, stringendo una trama per me addirittura commovente, e mi ha fatto molto sorridere che l'Arsenale sia un baluardo da questo punto di vista, un tesoro, perché raccoglie dei segni importantissimi. Guardate cosa è successo a Roma. L'incapacità di guardare ha portato addirittura a cancellare una scritta. Ovviamente si è potuto fare marcia indietro, però non ci si è resi conto del valore, e qui la responsabilità era di un ente, era comunale, dell'ufficio al decoro del Comune di Roma, non ci si è resi conto di una testimonianza preziosissima, che in precedenza era stata addirittura protetta. Vedete quel piccolo tetto che sporge per proteggere dalle intemperie, e quindi vedete basta pochissimo, è un attimo per perdere questo deposito di memoria. Io non posso che ringraziare i padroni di casa e loro per il lavoro che stanno facendo, che credo che sia importantissimo. Grazie. Francesca, e allora mi hai dato il destro, entriamo un pochino nel vivo, no? E così vi facciamo vedere qualcosa e facciamo quel gioco di cui dicevamo prima. Quell'ultima immagine era la lista numero 1 del 1948 del Fronte Democratico Popolare di Nenni e Togliatti, che avevano assunto come simbolo proprio Giuseppe Garibaldi inscritto in una stella a 5 punte. E poi per far votare le donne di chiesa dicevano no, dica se Gesù. Ecco. Però gli andò malissimo comunque, cioè presero veramente un nulla di voti. C'è però questa memoria che anche a Venezia conserviamo, molto più bella, non c'è qua, c'è nel primo libro, magari poi lo sfogliate, e che è... Ecco qua. Allora, che organizzazione! È un Garibaldi, l'unico rimasto, perlomeno ciò che pensavamo fosse l'unico rimasto, a Venezia, a Cannareggio, le Chiovere. È realizzato con uno stencil, quindi con una matrice, e noi nel secondo libro abbiamo trovato, eccolo qua, vota, no, e poi c'è il Garibaldi con la stella. Guardate, il libro è là, senza che lo compriate, è a pagina 199, e è stato preservato anche questo. Giustamente. Sì,
anche più in grande. È stato preservato anche questo perché l'intonaco è stato rifatto, ma è rimasto, ed è una memoria importantissima, perché noi sappiamo per certo che tra gli autori di questo graffito, chiamiamolo così, c'è uno scampato all'eccidio di Riva Sette Martiri. Quindi insomma è anche un elemento che si lega profondissimamente alla storia della città. Si chiamava Mario Chivillò e lui sopravvisse fortunosamente a quell'evento terrificante e subito dopo, quindi subito dopo la fine della guerra, con le prime elezioni libere, noi in maniera un po' sdrammatizzante diciamo che è stato il suo ex voto, no? Invece che portare un cuoricino alla Madonna, ha fatto il Garibaldi, no? Perché quella era la sua fede, la sua fede politica. E all'interno degli spazi chiaramente più moderni dell'Arsenale abbiamo trovati altri due, che abbiamo potuto riconoscere perché avevamo il primo, evidentemente. Prima Alberto accennava al fatto che ci siamo serviti di collaborazioni diverse, okay? Di esperienze diverse, di expertise diversi. E questa è una cosa che mi piace particolarmente dei graffiti come fonte storica, perché forse più di altre, nel momento in cui vogliamo interpretarle, abbiamo bisogno di collaborare tutti insieme. Non sempre, ma spesso i graffiti sono lì nello spazio pubblico, sotto gli occhi di tutti, quindi non si possono privatizzare, come capita per esempio con altre fonti in cui gli studiosi stessi possono essere gelosi. I graffiti sono lì, sono davanti agli occhi di tutti e tutte e tutti possiamo studiarli e dobbiamo studiarli insieme in modo collaborativo, perché capite che passiamo da ambiti diversissimi che riguardano la cultura visuale, l'iconografia, le scelte linguistiche. Venezia stessa ospita una dozzina di lingue nei suoi graffiti, per cui è necessario anche un confronto e soprattutto l'arco cronologico è veramente ampio. L'ultima considerazione che voglio fare è su un'altra cosa che diceva Alberto riguardo l'identità, come la storia di Venezia può aiutare anche ad avere un'identità. Io parlerei piuttosto di senso di comunità, che è quello che dobbiamo tenere forte, e il semplice fatto di preservare questi graffiti. Ecco, Francesca ci ha mostrato come quel morte al re sia oggi scomparso, no? Si è appena fatto in tempo a fotografarlo che era già evaporato. Ecco, questo progetto di Public History ha come scopo preciso fare leva sul senso di comunità e sulla nostra percezione di Venezia e del suo patrimonio culturale, quindi non aspettare sempre che sia preservato dall'alto, ma dobbiamo essere noi per primi i custodi di questo tesoretto che abbiamo in città e che è effimero, fragilissimo. E quindi ecco il legame proprio tra i graffiti e ciò che è stata Venezia. Questo, vedete, se non avessimo avuto l'altro, forse avremmo fatto fatica, no? a riconoscerlo. E l'altro è molto ben conservato, quello che avete visto sul libro, e ce n'erano, che noi, a nostra conoscenza, solamente altri due nel resto d'Italia di conservati. Oltre ne abbiamo trovati altri due, quindi dei 5, 3 li abbiamo a Venezia. Questo è l'altro ancora, vedete, è molto labile, però vi si legge ancora la fisionomia di Garibaldi, nonché la stella. E poi appunto cominciamo anche con il gioco. Adesso vi faccio vedere, chi è lontano non ce la farà, però per farvi capire il grande lavoro anche di elaborazione, no? A pagina 38 voi vedete una delle figure umane, è quella che noi interpretiamo come un guardiano perché è armato e questa è una comparazione che noi possiamo fare esattamente con il Lazzaretto nuovo, che ha delle figure disegnate di guardiani armati, quindi noi reputiamo che fosse un guardiano, appunto, anche ha il fodero e una spada. Adesso lo trovo, eccolo qua. Vedete, queste sono le condizioni in cui troviamo queste testimonianze, che poi diventano pulitissime nel libro, no? Perché chiaramente noi abbiamo pubblicato anche delle foto, quelle più chiare, no? Evidentemente, però poi questo alone che ha sopra è perché lì non c'è l'illuminazione. Cioè uno dei due sta tenendo il telefono, facendo luce, e l'altro o l'altra fa le fotografie. Cioè, ecco, devo dire, insomma, è anche, come dire, pionieristicamente divertente, però
Poi quando devi mappare insomma, superfici anche molto estese, comincia a diventare anche un lavoro estenuante per alcuni aspetti. Questa è invece una bellissima cronaca, e questa si trova su un altro spazio evidentemente, e non è un graffito, è un'iscrizione che ha una sua ufficialità, ben inteso, però non è fatta dalle autorità, è fatta da chi ci lavorava, no? E la leggiamo assieme a di 2 maggio 1641, con fortunato augurio alla presenza del Serenissimo Principe Francesco Erizzo. Francesco Erizzo, la famiglia Erizzo è importantissima per quella zona dell'Arsenale, sovrintendeva in qualche modo, no? Tutte le famiglie nobili si prendono un'insula, lì c'erano gli Erizzo, tanto che questo doge è sepolto a San Martino proprio, quindi di fronte all'Arsenale, ed è quel doge che ha voluto che il suo cuore fosse seppellito accanto all'altare maggiore di San Marco. Sul pavimento, no, lì accanto all'altare, c'è una lastra con un riccio, che è il simbolo di famiglia, che sta iscritto dentro un cuore, e lì sotto c'è un'urna con il cuore di Francesco Erizzo. Quindi la presenza non solo di Francesco Erizzo, ma della Serenissima Signoria venuta all'Arsenal fu in questo luogo da me, Piero de Nadalin, no, levata una galera grossa. Quindi è, come dire, Piero de Nadalin che probabilmente, ovviamente, commissiona questa scrittura per ricordare l'avvenimento, e quindi non è, come dire, non è la signoria che mette il leone e dice adesso è proprio una testimonianza proprio del lavoro che vive ancora oggi. Ah sì, queste abbiamo inserito anche chiaramente le iscrizioni. Questa sta proprio davanti al portale dell'Arsenale, questa sta a sinistra, a destra, vabbè, se non si destra si sinistra, ecco, se non si sbaglia. È una specie di acrostico, no, dal quale si legge Cristi Incarnazione 1460. È l'anno di costruzione del portale, della porta monumentale dell'Arsenale, che nasconde anche un altro piccolo segreto dall'altra parte. Perché noi qua leggiamo ab urbe condita, adesso aspetta che 1460 meno 1039, cioè ab urbe condita, cioè dalla fondazione della città, fa 421. È una leggenda? Sì. No. Però ritroviamo questo numero sul portale dell'Arsenale, sul ponte di Rialto, sul dipinto che Jacobello del Fiore dipinge per la Vogaria, che oggi sta alle Gallerie dell'Accademia, va bene? Lo ritroviamo perfino alla Salute, in qualche modo, perché in uno dei momenti più terribili della storia di Venezia, no, in piena pestilenza, quando il Senato fa voto di costruire una chiesa della Madonna, in tutti i sensi, che è bellissima, la prima pietra viene posata il 25 marzo 1631, e se i segni e i simboli hanno un significato, no, poi noi leggiamo anche, no, quella che dall'origine proviene la salvezza. Ecco, chiediamoci anche quale origine. Su questo però sorvolerei, ecco qua, questo è, anche qua vedete, sono figurativi, questo è quasi certamente qualcosa che somiglia a un leone, accompagnato da quasi certamente qualcosa che somiglia a una figura. Ecco, non è sempre facile dare una interpretazione. Anche questo trovate nel libro, lo trovate pulito, perché Sara appunto ha fatto un grande lavoro di trasposizione grafica, e poi però appunto il problema successivo è sempre quello dell'interpretazione. Vediamo, aspetta che qua mi sbasso un attimo. Ah sì, poi c'è questa cosa divertente che faccio fare a te. Allora, questa è una bellissima tomba che usciamo anche no, dalle mura dell'Arsenale, e questa si trova nel secondo chiostro di San Francesco della Vigna. È una bellissima lastra tombale, ma pur essendoci il nome, ma è in tempo de Domenego de Antonio Cester Gastaldo et compagno dell'arte dei Calafai, questa è una tomba sociale. I Calafati, così come altre maestranze,
E abbiamo un esempio uguale nella chiesa di San Francesco di Paola, in via Garibaldi, e i calafati e altre maestranze si compravano le tombe, cioè se le facevano costruire per essere sepolti assieme. Non erano nobili, ma... Ecco, è molto interessante questo aspetto, per cui nello spazio pubblico, ok, veneziano e non solo, di solito le epigrafi che resistono, sfidano i secoli, arrivano fino a noi, sono sempre quelle ufficiali, quelle di alta o altissima committenza, di committenza ecclesiastica, dei nobili, dei patrizi. Quelle delle persone più semplici non arrivano mai, però quelle degli arsenalotti sì, perché loro adottano questa strategia che potremmo definire collettiva, in qualche modo, che riflette proprio il modo in cui vivevano, in vita e anche in morte. Quindi hanno queste sepolture cosiddette collettive, in cui sono sepolti collettivamente, poi dipende anche da quanti soldi aveva l'arsenalotto, perché non è che erano tutti così poveri, alcuni avevano anche una certa disponibilità, questo lo sappiamo benissimo dalle fonti d'archivio, e dunque avevano queste tombe collettive in cui erano sepolti, riposavano tutti insieme, che ancora sono visibili proprio sui pavimenti di Venezia. Notate che al centro non c'è lo stemma di famiglia. Aspetta, sono affaggiato. Vabbè, hai rovinato tutto. Al centro non c'è lo stemma familiare, perché chiaramente non hanno ascendenze nobili. Ci sono gli strumenti del lavoro, ci sono le galee a cui lavorano, ci sono in altri casi i traghetti, se parliamo di persone che lavoravano appunto con i traghetti, quindi sono proprio i simboli del loro mestiere. Ecco che il mestiere diventa anche un modo per identificarsi, ok? Per, di nuovo, mi piace usare questo termine, per creare un senso di comunità proprio, no? Allora, San Martino. fai vedere l'immagine. Eccolo qua. E qui ancora San Martino, quella chiesa che voi trovate di nuovo a Castello, proprio di fronte alle mura dell'Arsenale, era proprio la chiesa degli arsenalotti, cioè loro qui facevano un sacco di cose, battezzavano i figli, si sposavano fra loro, facevano cerimonie relative anche ai patroni dell'Arsenale, no? Investiture ufficiali, e sul pavimento di questa chiesa ancora oggi, se entrate, guardate un po' per terra attentamente, è una zona un po' buia ma si può scorgere non troppa difficoltà, troverete proprio questi strumenti incisi sul pavimento, perché quel restauro della chiesa è stato anche finanziato dalle 4 arti, quindi i 4 mestieri legati proprio agli arsenalotti, e quindi le tracce dei loro strumenti sono ancora qui incise su questa piccola lastra. Questo è molto raro e molto importante perché è in francese. Cade la Repubblica, l'arsenale viene depredato e successivamente abbandonato. Anche le autorità austriache nel corso della prima dominazione tendono vagamente a disinteressarsene perché prediligono Trieste. Poi quando tornano i francesi invece l'arsenale viene rimesso in funzione, e questa funzione proseguirà anche con la seconda dominazione austriaca. Questo è molto raro perché noi nella nostra esperienza abbiamo trovato solo un altro, che è proprio relativo alla caduta del 1797, e l'abbiamo sottoposto a un'accademica francese che ci ha letto quello che leggiamo tutti insieme, ma poi va appunto interpretato, Brindamour, Le Guépin, Compagnon Cordier, 1807. È un cordaio, no? E quindi le corderie evidentemente tornano a produrre. È un cordaio di Orléans. Lo sappiamo perché i Guépin sono gli abitanti di Orléans, e quel brin d'amour, che è poi il ramoscello d'amore, è, secondo l'interpretazione di questa persona, è nient'altro che un soprannome, cioè è la sua firma in qualche modo. Ecco. E direi di passare altre 2 o 3 immagini, poi chiudiamo con la passeggiata verso la stazione. Ne scegliamo una, vediamo. Ah sì, quelle moderne, fino al Novecento, no? Pieno Novecento, l'arsenale è sito produttivo, è evidente, e noi abbiamo delle testimonianze di lavoro molto significative, oppure, come vedete, anche il ricordo dell'acqua alta del 66, 4, 11, 66, acqua alta, peraltro se sbaglia anche della misura, però metri, questo significa che non è un falso, no? Perché nessun falsario scriverebbe una cosa sbagliata, oppure un falsario talmente intelligente che fa un falso. E ci sono anche memorie di lavoro, nel senso che c'è la gente che scrive: mi manca 5 anni andare in pensione. Cioè,
oppure cose anche tendenzialmente davvero più interessanti, come, ci arriviamo subito, ecco qua, queste memorie dei lavoratori, non le farò mai, esatto, ecco qua. Vedete, ce ne sono anche sull'altro lato, più antiche, degli anni 60, questa è un'ex sala di lavoro evidentemente novecentesca, perché sono i nomi con le date relative alla morte, riteniamo, perché poi c'è il segno, no? Che è lo stesso segno che si trova sulle catacombe, pensate, degli arsenalotti magari andati in pensione e successivamente morti, che i compagni di lavoro continuano a ricordare. Questa colonna su 2 lati sono 75 nomi, ed è una cosa che io, per esempio, che sono originario di Murano, avveniva anche nelle fornaci. Cioè quest'idea di tenere con sé anche tutti quelli che ti hanno preceduto, di ricordarli, no? Con il nome, spesso sotto a delle edicole sacre, un'immagine di qualche santo, della Madonna, insomma, fa parte, insomma, di una cultura di lavoro che oggi, insomma, dobbiamo ritenere quasi del tutto perduta, ma che invece faceva parte, no, proprio di moltissime maestranze e di moltissime maestranze veneziane. E vi lasciamo con 2 immagini, vediamo, eccola qua. Riuscite a capire dove siamo? Santi Apostoli, giusto? Calle dell'Oca, ok, fa questa curva. E anche qua è l'Osteria La Vedova, giusto? Sì, Lì vicino. ok. Ok. Avevate mai notato queste strisce bianche? Sì. Cos'è? Che cos'è? Un Rio Terà, forse? No? No, c'è un libro. Esatto. Servono per indicare qualcosa. Esatto. C'è un libro molto bello di Clara Zanardi che si chiama La bonifica umana, in cui lei riporta delle interviste che ha fatto a dei veneziani e a delle veneziane, e in una di queste interviste una signora le dice: sì, perché quelle righe là erano utili prima che fosse creata Strada Nuova, quelle righe là bianche erano utili per guidare i soldati austriaci verso San Marco, perché sennò si perdevano dalla stazione a Rialto, e diciamo la popolazione locale non è che fosse troppo collaborativa neanche nel dare indicazioni, quindi questa cosa sicuramente serviva. Molto pratica, molto pragmatica, no? Strisce per terra, le segui, arrivi. Un po' si sono salvate. Io devo dire che prima di leggere questa testimonianza non avevo assolutamente idea che potessero essere legate a questo tipo di lascito, insomma, anche perché qui e lì sono anche scomparse chiaramente. Però questo aspetto ci serve per concentrarci su uno degli ultimi capitoli, sull'8-900, che è uno degli ultimi 2 capitoli in cui Venezia subisce un po' uno sconvolgimento, perché noi ci guardiamo intorno, abbiamo questa città meravigliosa, pensiamo che sia rimasta uguale negli ultimi 1000 anni. Così non è, chiaramente. Certo, per fortuna ha conservato tanto che invece le altre città hanno perso, a cominciare dalle strade. Non abbiamo le macchine, che è una grandissima fortuna per quanto sia, ma abbiamo perso tantissimo. Innanzitutto abbiamo perso i molti cuori di Venezia. Venezia è fatta di piccole insule, no? E tutte quante erano un po' egoriferite, come si può dire, no? Avevano un proprio centro, o se volete avevano altri centri, altri cuori, almeno 3 cuori. Rialto, la Mercatura, Piazza San Marco, il cuore politico-religioso, l'Arsenale, che era assolutamente il cuore dello Stato, l'ha citato anche Enrico prima. Ecco, modificare proprio la struttura di Venezia, creare queste direzioni, queste direttrici che tagliano la città in qualche modo, dalla stazione fino al cuore della città stessa, Piazza San Marco, o il fatto di costruire un ponte, cioè rovescia completamente la città. Alla città non si accedeva da Piazzale Roma, ok? Fino a 300 anni fa si accedeva da Castello, cioè era lì il punto più importante. Quindi questo modifica completamente la nostra percezione.
E di nuovo mi riallaccio a ciò che è stato detto all'inizio, spesso noi percepiamo Venezia come città scomoda, obsoleta, ci vuole un sacco di tempo per spostarsi, c'è sempre quest'acqua in mezzo, questi canali, una volta c'erano molti più traghetti, si poteva attraversare, adesso ce ne sono sempre meno, quindi l'acqua è un ostacolo, ma invece fa parte proprio della natura della città. E allora invece di omologare forzatamente Venezia agli altri modelli di sviluppo che esistono, forzandola, negando la sua natura e anche la sua storia, forse possiamo vedere in Venezia un modello diverso di sviluppo e anche proprio dell'abitare e renderlo al pari degli altri, non inferiore, non sempre sminuendola, perde sempre il confronto. Non è obsoleta, è diversa. Possiamo scegliere un modello diverso? Forse sì. E allora anche l'Arsenale oggi non produce più galee, chiaramente, non facciamo più imprese sui mari, però forse può diventare comunque un cantiere per nuovi immaginari, possiamo rifletterci e questo è un po' il messaggio che abbiamo anche voluto veicolare in questo libro, usando proprio le scritture e soprattutto una visione proprio dal basso. Grazie. Finita.